Andiamo a chiudere la pagina informativa da Udine, con noi in studio Stefano Carnelutti. Su internet gli annunci che riguardano il lavoro. Ce ne sono alcuni che sono delle vere e proprie porcherie. Perché? Perché uno legge un annuncio in cui cercano magari magazziniere, preparazione ordini, consegne, gestire col computer un magazzino, magari un invogliato, si presenta, manda il curriculum, viene richiamato dopo poco tempo, gli si propone di andare a fare un colloquio in un ufficio che dovrebbe essere la sede di questa azienda o società, ma poi se lei cerca su internet o chi vuole vedere si accorge che non dicono niente di quello che fanno, ma sono, diciamo, diventano dei nomi generici su quello che possono fare, e soprattutto dicono che offrono servizi generici alle imprese, che vuol dire tutto e niente, perché non vuol dire niente alla fine. Comunque uno va a fare un colloquio, si trova questo ufficio, si trova gente dentro che si presenta come un manager di questa società, che mette vicino nomi di aziende con cui stanno lavorando molto importanti, molto grosse, e poi alla fine non dice effettivamente qual è la mansione che questa persona deve ricoprire. E quindi anche se uno, diciamo... Io vedo già la scena, guardi. Noi le proponiamo il futuro, lei è la persona giusta, la sua voce mi piace, ma soprattutto la sua presenza. Esatto. Venga con noi. Lei dall'altra parte dirà: scusi, ma cosa devo fare? Non si preoccupi, facciamo noi, lei ci segua, poi vedrà che avrà 1550 milioni di euro ogni mese assicurati. No? Esatto. Questa è la realtà. Questa è la realtà in parole spicciole. Poi dopo si viene chiamati per un colloquio, si passa al colloquio, gli viene detto: ripresentati entro pochi giorni, ti verremo a cercare o ti chiamiamo, lo dicono nel momento stesso in cui c'è questa proposta, si viene chiamati poi in questa azienda dopo un paio di giorni, si ripresenta di nuovo il manager con cui si è parlato prima, propone un contratto che non è altro che una liberatoria nel quale c'è scritto se la persona in quel momento si sente, è un'accettazione, diciamo, accetta che quella giornata lì, che deve dedicarla 8 ore per loro, sta lì con loro, e quindi si tolgono da ogni responsabilità. Se uno dice di sì, lo prendono a fare sta prova o formazione, chiamiamola come vogliamo. Se uno dice di no, dicono là è la porta e vada. Quelli che sono andati, che hanno accettato, perché purtroppo in questo momento uno è costretto a prendere un po' quello che gli capita, certo, si sono trovati davanti a essere caricati un'automobile, 5-6 persone in 5-6 automobili con destinazioni diverse, portati in paesi limitrofi alla città e costretti a fare le vendite porta a porta. Questo è quello che è il lavoro che da 1500 milioni di euro che diceva lei. E questo accade in Friuli? Questo accade qui a Udine. Ecco, questo accade a Udine, sono dati certi, perché comunque lei ci viene a raccontare una testimonianza diretta. Diretta, anche perché è successo a persone che conosco. Ho accompagnato io stesso una persona in 2 posti diversi. Ha fatto un po' come le Iene, è andato a curiosare. Ma no, anche perché insomma, se dobbiamo dare opportunità ai giovani, certo, in cambio c'è questa cosa qui, il futuro c'è, si vede. Purtroppo si vede. Senta, informate le autorità di quanto sta succedendo,
ma il consiglio migliore è non firmare nulla e andarsene, perché Esatto. poi c'è il rischio, no? C'è anche la controprova, no? Esatto. C'è l'effetto collaterale a parte, no? Perché poi c'è il rischio che magari la vittima, tra parentesi, firma in libertà credendo di dare soltanto una liberatoria e poi magari firma un contratto. Esatto. Cioè, senza sapere si trova a casa i prodotti e deve pagare perché le famose didascalie dicono così. Anche perché il problema è che quando se lei va lì e le dice mi dai una copia che firmo, non gliela danno. E quindi io ho detto alla persona, se ti propongono questo, non firmare, vieni fuori, perché non è una cosa normale. E altrimenti se no succede quello che abbiamo detto. Io ringrazio l'ospite Grazie per a la voi. partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto.